questa torta salata se la facete oggi, lui che fa rimane, troppo rimane, un mese che trasa, tutti i giorni. Quindi olio, cipollina e speck e ci tagliamo le zucchine. E regolatevi voi. Facciamo diventare le zucchine croccanti. Prendetevi un rotolo di pasta sfoglia in un cucchiaio, questo è 22 cm, 2 uova, panna da cucina, parmigiano, facciamo raffreddare. Mo buttate tutte le zucchine nello specchio qua dentro. Mo mischiate tutte cose, ci devo mescolare Francesco. Versate tutto nella tortiera. Come formaggio io tengo il burgrater e ce lo metto, voi ci potete mettere qualsiasi tipo di formaggio volete. A 180 gradi per 40 minuti, ogni tanto gliela da l'occhio.